Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nel corso di questa notte, tra le ore 2 e le 2:30, si è abbattuto nel Veneto orientale, in particolare nell'area del porto Gruarese, un forte nubifragio con violente ed eccezionali raffiche di vento. Oltre 150 le chiamate alla sala operativa del 115 per rami, alberi, pali abbattuti. Particolarmente interessati, come detto, il comune di Portogruaro, ma anche Fossalta di Portogruaro, da dove provengono la stragrande maggioranza di richieste di intervento. Interventi anche a Eraclea, San Michele al Tagliamento, Martellago, San Stino di Livenza, Annone Veneto, Mirano, Scorzè. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato la dichiarazione di stato di emergenza regionale. Maltempo. Sin dalle prime ore di stamattina i funzionari di CIA Venezia stanno effettuando sopralluoghi nelle aziende colpite, raccogliendo le segnalazioni che verranno inviate ad Avepa. Dove hanno colpito grandine e vento, il danno può essere qualificato oltre l'80%. Purtroppo, per molti di questi danni non è possibile avere copertura assicurativa. A fare riflettere, aggiunge la presidente di CIA Venezia Federica Senno, devono essere la sempre maggiore frequenza e sempre maggiore violenza di questi fenomeni. I cambiamenti climatici sono una realtà con la quale dobbiamo convivere e che non possiamo subire passivamente. Occorrono interventi per la messa in sicurezza del territorio e per contenere i danni. In pochi minuti i nostri agricoltori hanno perso il lavoro di mesi. E restiamo in argomento. A seguito del maltempo, rende noto il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, si è verificata un'interruzione dell'alimentazione elettrica e la fermata di diversi impianti idrovori, con danni anche alle relative coperture. Tutti gli impianti hanno ripreso la normale funzionalità, ad eccezione degli impianti Pallunuovo e l'Isonune, in comune di Portogruaro, che attualmente sono operativi grazie ai gruppi elettrogeni del consorzio. Anche nella sede di Portogruaro si sono registrati ingenti danni. È stato divelto il ponte radio che gestisce il telecontrollo di tutti i 93 impianti idrovori. Il personale del consorzio sta provvedendo incessantemente al ripristino della funzionalità di controllo degli impianti, alla rimozione degli ostacoli e alla gestione delle numerose segnalazioni che stanno pervenendo. Cambiamo argomento. La Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Venezia nei confronti di uno spacciatore abituale di stupefacenti. Le Fiamme Gialle avevano inoltre riscontrato che l'arrestato, anche grazie alla complicità di un proprio familiare, aveva conseguito, nel corso degli ultimi mesi, notevoli vincite nel gioco d'azzardo. Il GIP lagunare, valutato il rischio concreto che il denaro provento dell'attività delittuosa potesse essere disperso, ha disposto un nuovo sequestro preventivo che, eseguito in data 10 luglio, ha permesso il vincolo delle somme nella disponibilità dell'arrestato per complessivi 140.000 euro. Ulteriori dettagli della vicenda nel nostro sito notizieplus.it. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.